1 via, così mi dicono dalla regia, ecco, prendiamo la linea dalla Cosenza, dalla sede di Cosenza, dove sta per iniziare l'appuntamento consueto con Al Lupo, trasmissione che dà la possibilità anche a voi di interagire con noi, di intervenire, sia con gli sms, WhatsApp si chiama così, sia naturalmente tramite telefono, quindi siamo nella settimana di Pasqua, tutti buoni, tranquilli, rilassati, anche perché voi dovete stare a casa, causa Covid, quindi adesso tutto chiuso, tutto fermo, città veramente desolate, anzi una desolazione unica, però ripeto, noi ci ritroviamo perché poi da qui a qualche giorno c'è una partita importante, no? Allora saluto gli ospiti che sono insieme a me questa sera e abbraccio con grande abbraccio per la prima volta qui in video dopo tanti anni, perché lui dice quando sono in giro nei locali dice vieni io perché dice vengo e mangio, no? Così dice Fabio che venga a fare, però lui abita qua a 2 passi, visto che c'è il fatto che non si può uscire con la distanza, c'è autoctv, lui qua vicino allo studio, 2 passi da Corso Mazzini, e scappa qui, lascia il cinema perché il cinema è chiuso. Sto parlando di Pino De Laurentiis, Pino Citrigno De Laurentiis, è bello che tu nomi, no? Ci va perfettamente. Anche De Laurentiis nel calcio, no? Poi hai avuto un trascorso nel calcio, quindi... Ma guarda, abbiamo quasi delle similitudini, perché anche De Laurentiis ha fatto una serie di promozioni consecutive, quindi solo che è in Serie A, ha portato il Napoli in Serie A, invece noi ci siamo fermati a metà strada. Capito, è stato su Cosenza così. E poi, vabbè, grazie a Guarascia adesso siamo in Serie B, no? Dopo tanti anni, quindi bisogna dare a Cesare perché di Cesare. No. Però tieni sto marchio fermo lì, questo logo del lupo del 1914 che non lo vuole cedere a nessuno. Ti ripeto, non è un'automobile d'epoca che poi dopo più va avanti nella vita più costa. Dallo, chiamalo Guarascia. Guarda, perdona, torniamo sempre, diciamo, come dice, torniamo sempre alla stessa cosa. Allora ti ho detto che uno per regalare o per dare in comodato d'uso gratuito un qualcosa, ci deve essere qualcuno dall'altra parte che lo chieda o lo accetti, cioè darlo a chi? Quindi non ti è mai stato chiesto? No, mi è stato chiesto, ma per una cessione diretta. Io invece ho detto che come questo è un marchio storico, un marchio a cui penso e spero che tutta la tifoseria e tutta la città sia molto legata, e io non vorrei che vada in mani sbagliate. Io ho sempre detto che lo cedo a titolo gratuito, ma incomodato d'uso dietro, come si dice, garante l'amministrazione comunale. Io lo do al presidente che ritengo che sia, diciamo, come si dice, che possa tutelare, possa difendere questo marchio. Nel momento in cui però ci dovesse essere un cambio di guardia oppure non sento che il marchio sia tutelato abbastanza, me lo riprendo indietro, ma cederlo direttamente mi sembra veramente offensivo nei confronti della città e della tifoseria. Però uno che è a casa non pensi, guarda che pensiero che pensano a Romacci, ci sono un sacco di problemi. Bravo. Anche questo fa parte. Io ho detto stasera tutti buoni perché dobbiamo fare quadrato intorno a questa squadra, perché insomma c'è una situazione difficile, come dicono tutti in questo momento è inutile che stiamo a parlare, bisogna uscire nei migliori dei modi, mi auguro che già da venerdì prossimo, perché mi sentivo con lui, con Gianmaria che state parlando, c'è Gianmaria Volonté, Gianmaria Molinaro, eccolo qua, ciao Gianmaria, buonasera benvenuto, Fabio. una vita anche tu, diciamo, in questi campi in giro. Sì, soprattutto inseguendo la passione più grande che è appunto il Cosenza. Non devi guardare la telecamera, quale vuoi? La 1, la 2, la 3? La 1, 12,50, stasera c'è un saldo, 1, 12,50, la 2 sul listino, quella di Citrino costa 22 euro. Per forza. Vabbè, quella lì, la 1. La 1, ok. No, nulla, ti ringrazio per l'invito e nulla, è un piacere parlare appunto della nostra passione più grande che è il Cosenza Calcio. Tu vai anche in trasferta, so che vai. Sì. Ma poi sì. c'è tuo fratello che è un tifosissimo,
Ma diciamo che qualche trasfertuccia ha fatto anche lui, sì. Lo salutiamo Mario, Mario è un Tanti grande tifoso saluti. del Cosenza. Ci starà seguendo E senz'altro. si arrabbia spesso, anzi Mario guarda, se vuoi ti faccio fare una carrambata con tuo fratello, se vuoi puoi chiamare, c'è anche un numero 094 Facciamo un giro di trasmissione. 525 e puoi salutare tuo fratello. Da quanto tempo non vi vedete con me? Ci siamo visti a Vi pranzo. siete visti? Sì, oggi, sì, proprio sì, oggi sì, ci sì, hai sì. detto fatto, vada alla lupa. Sì, lo sa. Bene, ok. Sarà collegato. Allora, invece andiamo a questa realtà bellissima che praticamente stanno riscuotendo successo in tutto il sud Italia per la posizione di classifica, naturalmente perché sono in A2, che è la calcio 5 Città di Cosenza, la Pirossigeno, che ha vinto anche per 4-3, se non mi sbaglio, ieri presso la città di Melilli, giusto, ho detto bene. E abbiamo in linea il presidente Pagliuso, una volta c'era, è Mario Pagliuso, eccolo qua. Mario, buonasera e benvenuto, che è pivot, non sei ala bassa, no, sei un pivot alto o, vabbè, pivot. Pivot. Come stai Mario? Tutto bene, voi? Complimenti per questa cavalcata che avete fatto quest'anno, devo dire che siete lì, siete ai playoff, pare già ma siete ai playoff, da quello che ho capito, quindi non vi possono raggiungere più, no? Siamo riusciti a prendere matematicamente la terza posizione. La seconda, vabbè, Napoli già in Serie A e poi vabbè, c'è la A e la A2, no? Giusto? Quindi praticamente sì. la A2 dove ci siete voi, e mi auguro che poi questo sogno si possa anche alla prima in Serie A2 riportarla così. Terzo in classifica, se non mi sbaglio c'è il Polistena, giusto? Secondo in classifica. Polistena ha 4 punti da noi, deve giocare contro il Napoli e contro l'ultimo in classifica. Ho capito, quindi ancora non è detto. Sono 2 partite, quindi diciamo abbiamo matematicamente il terzo posto. Senti, come nasce questa passione per il calcio a 5 per te? Per caso. Nasce per caso perché serviva un hobby da fare la sera, inizialmente. Poi che il giorno avevo preso altre vie rispetto al calcio e poi un mio amico mi ha portato a giocare diciamo a livelli un po' più alti e da lì un paio di circostanze fortunate, allenamenti e sacrifici. So che la maggior parte sono di fuori, ma di Cosentini, se non mi sbaglio, ci sei tu, Giuseppe, Piromali, c'è Pari De Marchio, chi c'è più? Poi c'è Gallo, se non mi sbaglio, il portiere, un ragazzo. Gallo, il secondo portiere, poi i 2 ragazzi under. Sì. E basta, questi. Gli altri sono tutti nazionali brasiliani, uruguaiani, argentini, che sono bravi, li salutiamo tutti questi ragazzi. E devo dire che peccato, Pino, che non c'è il pubblico anche da loro, al palazzetto di Via Popilia, perché veramente sono delle partite bellissime, cioè ti tengono col fiato sul collo fino all'ultimo, perché col Polistena, se non mi sbaglio, eravate 3-2, mancavano 3 minuti alla fine, hanno fatto un recupero di... Ma anche a Melilli hanno fatto il recupero, perdevano 3-2 e hanno vinto poi 4-3. Quindi tu stai seguendo, Citrigno segue? Li seguo perché il loro presidente Pino Fuoco è un grande amico e quindi li seguiamo, li seguo diciamo, per anteposta persona, però so che è una bella squadra. Sono stati anche sfortunati quest'anno perché hanno trovato il Napoli, che è una corazzata penso imbattibile, quindi diciamo, per il primo posto era impossibile lottare, però loro sono partiti per entrare nei playoff. L'obiettivo era la salvezza. Diciamo che c'era una mezza idea per i playoff, però onestamente sta cavalcata. Senza invece obiettivo salvezza, magari poi si vince queste partite per pure i playoff, perché non è che detto che il Cosenza Calcio vincendo 3-4 partite di seguito ti trovi solo. La Serie B è bella. La Serie B è bella cosa. Però ripeto, ecco, hai detto di Pino naturalmente vede, ha realizzato anche le targhe, ognuno che viene dalla targa, se poi magari qualcuno se la porta, tutti, è una cosa perfetta. Però il dirigente Gaetano Piro la scorsa settimana, che poi a Lupa Lupo porta bene, perché da quando state partecipando da Lupa Lupo riuscite a vincere, anzi state facendo prendere una singa, e quindi diceva che è contentissimo anche la famiglia Piro, perché insieme naturalmente a quest'idea che ha lanciato ci ha creduto tanto Pino Fuoco, come diceva Pino De Laurentiis, praticamente adesso c'è un sogno che si può avverare, no? Allora Mario... Ma guarda, la speranza, fammi concludere, la speranza è che se, come tutti gli auguriamo, dovessero raggiungere la massima serie,
ecco, ci sia la possibilità e il desiderio da parte di altre ditte di affiancare la Pirossigeno, perché poi giocare nella massima serie è veramente, al di là dell'orgoglio e del grande onore di avere questa promozione, però poi ci vogliono degli investimenti importanti per difendere la categoria, quindi spero che ci sia questa promozione e poi ci siano anche altri imprenditori che si avvicinino alla Pirossigeno a sostenere questi ragazzi e questa squadra che secondo me potrebbe raggiungere obiettivi importanti. Certo. Mario, che ti faccio migliore, voi siete fermi perché adesso c'è la sosta di Pasqua se non mi sbaglio, poi sì, siamo fermi una settimana. Poi avete il Racalbuto, che è un'altra società calabrese se non mi sbaglio. No, è siciliana. No. E qual era l'altra calabrese? C'è un'altra? Questa è una seconda, noi siamo terzi, poi c'è il Bovalino che ha raggiunto la salvezza, è la penultima squadra poi. E poi avete il Taranto se non mi sbaglio, o no? Il Taranto in casa che sta lottando per non retrocedere. Va bene Mario, ti faccio i migliori auguri, una buona Pasqua naturalmente, auguri alla Pirossigeno, complimenti a tutti voi perché siete una squadra veramente affiatata, vi vedo, vi seguo e vi faccio i complimenti, che benvengano queste cose. Gianmaria, è vero? Assolutamente sì, ho avuto modo in passato di assistere a qualche partita, non della Pirossigeno ma al Palazzetto della Morrone tempo fa, al Palazzetto di Via Popilia, e concordo con te, partite che ti lasciano comunque sempre con il fiato sospeso, è uno sport che mi piace molto e faccio i migliori auguri alla Pirossigeno per il prosieguo del campionato, magari di portare questi colori sempre più in alto. Certo. Un abbraccio Mario, se vuoi salutare i tuoi compagni e a tutti puoi farlo. Grazie, un abbraccio anche a voi. No, niente, li vedo già tutti i giorni, siamo una famiglia, quindi sto scherzando naturalmente. Un abbraccio a voi, buona continuazione della serata. Senti, una domanda, ma è meglio calcio a 5 o a 11 secondo te? Meglio a 5? Per me è 5. 5 via, va bene così, dai. In bocca al lupo, un al lupo alla Pirossigeno città di Cosenza, naturalmente anche al presidente Eugenio Piro, che Eugenio sta lì, che vedi come soffre perché va via anche 5 minuti, se lui perde la squadra va via. Ma guarda che pazzesco, ecco poi la passione. Alla Zamparini. Anche Guarascio, devo dire, sta andando via quando il Cosenza perde, va via pure prima, è capitato, tu non hai visto mai, però anche lui va via ogni tanto. Vabbè. Un abbraccio grande, ciao, grazie. Ringraziamo Mario Pagliuso, che poi sarà anche un parente di Fabiano Pagliuso, di Giovanni sicuramente. Il doppio cognome qualche nipote sempre nel calcio. Gianmaria, allora, qualcuno mi scrive, dice Fabio, ma avevi parlato di qualche imprenditore che era interessato al Cosenza? Sì, ci sono degli imprenditori interessati. E io ho girato il numero al presidente, il presidente poi contatterà sicuramente, per noi non entriamo nelle trattative né tantomeno diamo, capito? No, non lo so, poi si vedrà, o no Pino, di solito ho visto tutti quanti scrivono, poi non fanno niente. Ma guarda, in questo momento penso che queste voci sarebbero controproducenti, perché al momento bisogna pensare alla salvezza possibilmente diretta, senza passare poi se il presidente dai play-out. Non vende, no, perché il fatto è che siccome ci sono in questo momento cordate, visto che allora noi dobbiamo partire da un presupposto che tutto gli si può accusare al presidente Guarascio, tranne che non ha dato comunque una tranquillità e una base economica alla società, quindi questo discorso di cessioni, acquisti, vendite sulla società io le metterei da parte. Ci sono i canali, diciamo, interni per fare questa trattativa, perché voglio dire, Eugenio Guarascio magari non verrà in trasmissione, però è facilmente contattabile, quindi chi ha veramente volontà e desiderio e soprattutto la possibilità economica di investire nel Cosenza Calcio, penso che ha le sue possibilità di contattare il presidente. Disponibilità del presidente nel cederla. Però torno a quello che ti dico prima, cioè nel senso che come Guarascio ha dato
comunque una tranquillità e una base economica solida. Assolutamente. Sarà derivato dagli appalti col comune, sarà derivato dal fatto che comunque in Serie B ci sono i contributi. È un modus operandi che comunque... Questo non possiamo noi andare a sindacare, però in questo momento lui ha una posizione tranquilla, cioè non è una squadra economicamente in affanno e in difficoltà. Quindi è normale che non ha questa pressione di cedere, quindi se però gli arriva una proposta seria e remunerativa, può darsi che lui possa anche pensare di andare a una cessione o anche di creare una società più forte e quindi di riunire intorno a sé altri imprenditori. Però in questo momento penso che il problema più centrale e la critica che bisogna muovere al Presidente è quella di fare in modo, in una maniera o nell'altra, di salvare la categoria, perché sennò altrimenti i problemi poi si raddoppiano, sia per lui che deve cedere e sia per chi deve comprare. Il problema è che adesso comunque la palla è passata, diciamo, più alla guida tecnica piuttosto che al Presidente. Il Presidente avrebbe dovuto fare qualcosa in più, sia in sede di mercato nella prima sessione estiva che in quella invernale. Adesso onestamente il Presidente potrebbe spronare magari la squadra. È andato allo stadio, sta andando allo stadio? Sì, no, ho letto che ha fatto un discorso, onestamente non conosco i contenuti, ma anche un premio salvezza, no? Potrebbe essere da stimolo, anche se i calciatori dovrebbero essere già stimolati di loro nel dare qualcosina in più e mantenere una categoria che per noi è linfa vitale, per noi tifosi, ma per la città in generale. Certo, senza dubbio, noi ce l'auguriamo, insomma. Mi dicono che abbiamo, io lo vedo già nello schermo, Antonio Battaglia, che poi apriamo anche una finestra, più tardi dovremo avere in diretta anche l'allenatore della Vibonese, ex nostro Giorgio Roselli, il mister, che sicuramente da qui a poco sarà insieme a noi. Però ciao Antonio, buonasera anche a te, benvenuto. Ciao Fabio, buonasera a te e ai tuoi ospiti. Guarda, Citrigno mi ha chiesto, ma lui fa l'attore questo ragazzo perché ti vuole scritturare con la film. Lui era stato il presidente della Film Commission, che adesso poi è stato tolto, è arrivato... non sono stato tolto, è scaduto il mandato. È diverso. Però non te l'hanno rinnovato, ma quando uno lavora bene non te lo rinnovano mai, ricordatelo questo, ricordatelo. Poi adesso chi c'è venuto, come si chiama? Abbiamo un grande... Come si chiama? Come mi hanno riferito che per sostituire te abbiamo dovuto chiamare niente po' di meno che Giovanni Minoli. Minoli, mi ho dimenticato come si chiama, Minoli. Quindi vuol dire che in Calabria dopo di me nessuno. Hai capito? Eh sì, perché poi venivi fuori, no? E questo è come i calciatori, no? Tu si pigli fuori, lo dico in dialetto più che no, devi parlare in italiano. Se diciamo peschi fuori, vai fuori, sono buoni, poi ce l'hai qua in Calabria e non sono buoni, è quello che diceva Pino. L'erba del vicino è sempre più buona. Noi abbiamo professionisti in tutti i settori in Calabria, purtroppo vabbè, lasciamo perdere. Allora Giovanni adesso, Antonio, ci fermiamo un attimo, fra poco in diretta insieme a te, poi sentiremo anche Giorgio Roselli, vediamo un po', poi anche tante telefonate, abbiamo Ugo Napolitano insieme a noi, il grande Ugo, e tanti altri amici. Allora, fra poco linea alla regia centrale dove c'è Giuseppe Costanzo che attende così a braccia aperte la linea. A te la linea fra poco. Ed eccoci qua, ritorniamo in diretta come ogni lunedì sera, sono le 21:32, viaggiamo in perfetto orario con Al Lupo, ricordiamo siamo entrati nel 28° anno insieme a noi. In diretta anche questa sera su Teleuropa Network, visibile in tutta la Calabria e la Sicilia orientale. Devo salutare una bambina perché mi inviano tanti messaggi, che è Marisol, eccola qua, ciao bambina, Marisol fai la brava, perché so che stai seguendo la televisione, e dice salutami mia figlia, ed eccola qua, ciao Massimo anche a te, buona serata. Allora, dicevo, abbiamo in diretta il collega da Catanzaro, da Isca sullo Ionio, giusto? Assolutamente sì. Benissimo, ogni tanto ci piglia, vabbè, Calabria 7, allora poi, perché Antonio Battaglia segue in modo particolare anche la serie C, e poi guarda, questa sera ti faccio una carambata, ti faccio parlare con Giorgio Roselli, un nostro ex giocatore, ex allenatore del Cosè. Mister, buonasera e benvenuto da Lupo al Lupo. Buonasera, grazie. Come stai, mister? Benissimo.
Abbiamo passato belle giornate qui a Cosenza e adesso i colori sono sempre rosso-blu, mister, quindi voglio dire, hai cambiato di poco, ma tu con rosso-blu pare che ci vai tanto d'accordo, no? Anche di pochi chilometri, sì. Come va? Come stai, mister? Bene, nel senso che quando si è dentro il gioco a me piace, dunque sto sempre bene. Guarda, io poco fa ho parlato della Pirossigeno Città di Cosenza che milita nel campionato di A2, no? Stiamo parlando del calcio a 5, quale c'ha un presidente che è Eugenio Piro, praticamente insieme all'altro presidente, sono due presidenti, ma lui che fa via, sono proprio appassionati come il tuo del resto. Pippo Caffo viene con voi, viene col pullman, insomma avete un calore in panchina, più. Sempre in panchina. E sa sempre mai, voglio dire, lo salutiamo il presidente se ci segue, però voglio dire, mister, c'è battaglia, so che hai vinto, c'è battaglia, ti voglio chiedere qualcosa perché non gli è piaciuto il primo tempo di sabato scorso. A chi non è piaciuto? Al collega Antonio Battaglia, un attimo prego Antonio. Sì, io intanto saluto il mister Roselli e faccio i complimenti per la bella vittoria di ieri, grazie ad un secondo tempo ben giocato, a differenza della prima frazione con una Vibonese un po' evanescente che subiva il Teramo. Come aveva detto già nel pre-gara mister Roselli, il Teramo a suo parere appunto è la seconda squadra nel girone per qualità dopo la Ternana, una squadra piena zeppa di giocatori molto validi. Ecco, la Vibonese nella seconda frazione ha preso in mano il pallino del gioco e ha fatto divertire, insomma. Io volevo chiedere a mister Roselli, ecco, noi abbiamo visto questa differenza diciamo abissale tra la prima e la seconda frazione. Probabilmente questa Vibonese per i prossimi probanti impegni contro Bari, Palermo e Avellino, se non ricordo male, potrebbe prendere a modello proprio la seconda frazione, una Vibonese che pensa più ad offendere, ad attaccare, a fronteggiare l'avversario a viso aperto più che a difendersi e a fare calcoli ed aspettare l'avversario. Prego mister. Purtroppo, come al solito, faccio fatica a trovarmi d'accordo con voi giornalisti, mi piace anche fare battute, no, però la verità è che siccome io poi rivedo le partite e le faccio vedere nei filmati ai ragazzi come sempre, non è proprio andata così, nel senso che la differenza di livello si è vista sia al primo che al secondo tempo, anche perché onestamente noi avevamo 7 titolari fuori, avevamo in campo dei 2001, dei 2000, dei 2002, dunque ragazzi giovani con poca esperienza che poi quello che hanno dato, l'ho detto dopo la partita, nel senso che hanno dato più di quello che avevano. Ma al di là di questo diciamo che nel primo tempo il Teramo ha fatto la partita come l'ha fatta però nel secondo tempo. Diciamo che la differenza è stata nel difendere meglio noi nel secondo tempo, che difendere non vuol dire difendere davanti all'area ma rubare la palla, che è l'unica cosa che può fare una squadra che ha molto meno possesso del Teramo per fare risultato. È quello che è venuto fuori, ma io invece penso che il secondo tempo ho sentito, mi hai detto prima che la Vibonese il secondo tempo ha giocato bene, ha fatto delle trame, ecco, non mi trovi d'accordo perché se uno guarda la partita dice primo tempo male, ma l'ha detto anche mio nipote, zio, male il primo tempo, benissimo il secondo, no? E credo che questa è una visione che falsa molto, perché non è proprio così. Vabbè mister, però sicuramente forse il secondo tempo è stato meglio del primo, no? Poi l'importante, come dico io, è portare a casa i 3 punti. Magari il Cosenza giocasse male pure il primo, pure un secondo, ma magari 5 minuti del secondo tempo giocasse bene e fa un gol, quindi noi vi vogliamo bene, mister, hai capito? Sì, non ci va che... No, però chi tutta la vita ha fatto prima il calciatore 20 anni e poi 27 anni l'allenatore, non guarderà mai la partita con quell'occhio. Sì, è vero. Io ho visto un altro tipo di partita, dunque per me è un'altra cosa. Nel secondo tempo i miei ragazzi hanno fatto alcune cose meglio, ma non come trame di gioco, come riconquistare la palla, e questo, quando riconquisti la palla nel modo migliore, riparti nel modo migliore. Dunque questo è quello che vedo io. Poi ripeto, non è che io la vedo bene e un altro la vede meno bene, sì, sono certo. Due modi diversi di vedere la partita. Certo.
Senti mister, ti volevo chiedere anche un attimo su questa città di Cosenza dove hai tanti amici, insomma, hai lasciato... Ah, quello è sicuro. Che vogliamo dire ai cosentini, mister? Ma niente, devo solo dire che io seguo sempre, ma ci mancherebbe, seguo tutte le squadre dove sono stato, non mi arrivato in Cosenza che è una delle ultimissime, dove sono stato benissimo, quasi 3 anni. La verità è che vedo, io ho tante partite, ho visto in Cosenza, non tutte perché alcune magari anch'io faccio qualcosa, però la vedo una squadra che non ha sofferto, diciamo, nessuna squadra l'ha messa in gravissima difficoltà. Qualche volta ha messo il Cosenza in difficoltà come a Frosinone, per esempio, visto per il Frosinone dove ha dominato, e dunque vedo, l'unica cosa che vedo è la classifica che rimane sempre un po' lì, no? Il problema, diciamo così. Il problema è lì, perché non riusciamo a vincere anche qui al Sabito. Però sai, io sono arrivato a Vibo e la squadra veniva credo da 7 pareggi e 5 sconfitte, 15 partite, no? E abbiamo fatto 6 pareggi, poi una sconfitta e una vittoria. Cioè nel calcio non funziona che tu perdi e poi vinci. La costruzione è normale, qualche volta poteva vincere, non ha vinto, qualche volta poteva perdere, non ha perso. Dunque il calcio delle volte non è proprio solo il risultato, è che funziona così. Se faceva 3 pareggi in meno e una vittoria in più non si parlava in questi termini, i punti erano gli stessi. Diciamo che l'importante per salvarsi è essere squadra, rimanere sempre in partita e alla fine ce la fai. Ecco. Mister, un attimo ti faccio salutare l'ex presidente del Cosenza Calcio, ma negli anni belli, insomma, 1914, Pino Citrigno. Eccolo qua, Pino, che vuoi dire? Roselli te lo ricordi, insomma. Sì. Vabbè, il mister ha passato un momento felice e importante per lui, penso, e anche per la squadra, quindi lo ricordiamo con affetto e rimarrà sempre nel ricordo della tifoseria. Gli auguriamo di fare ottimi risultati lì a Vibo e chissà che un giorno non possa ritornare qui su questa panchina dove, diciamo, ha regalato bei momenti e bei successi. La Coppa, diciamo, è storica, no? La Coppa Italia Ricci, grande risultato. Un attimo, allora, mister, c'è Gianmaria Molinaro, voleva salutarti un attimo. No, volevo innanzitutto salutarla e fare un in bocca al lupo per questa nuova avventura con la Viborese. No, ricordavo l'impresa storica della Coppa Italia di C, la prima Coppa che è stata vinta in Calabria, quindi è stato un traguardo importante. Ricordo soprattutto la partita di Como, facemmo un 4-1 veramente con un grande gioco. Ci sono stati momenti come la vittoria di Catanzaro dopo 66 anni, mi ricordo. Lo 0-3, giusto, sì, 0-3. Però tante cose sono, ma al di là di tutto, sinceramente, al di là di alcuni risultati importanti, ho fatto quasi 3 anni dove veramente sono stato non bene, sono stato come a casa, dunque tante persone che sento ancora, tante altre che sono in giro adesso, che continuiamo, che ci siamo conosciuti lì come sia giocatori che altre persone, insomma è una parte che mi rimarrà veramente nel cuore. Senti mister, allora invece agli amici di Vibo, ai tifosi vibonesi, cosa vogliamo dire? Riusciremo sicuramente, mi auguro che sono partite difficili perché non è facile, ne parlava prima Antonio di Bari, insomma squadre importanti. Vabbè, al di là del tipo di squadre, io sinceramente sono arrivato 8 partite fa, la situazione, ma non tanto di classifica, ma è stata un'annata secondo me tanto c'è questo discorso del Covid che per la seconda volta ci ha colpito la Vibonese, adesso ne abbiamo 3, ce ne sono stati prima tantissimi, è un'annata un po' particolare per tutti, su questo è normale che sia così. Poi invece ci sono stati veramente dei problemi particolari e siamo, anche se con la vittoria di ieri onestamente abbiamo alcune chance in più, ma è veramente fino all'ultimo secondo che avevamo detto sarà difficilissimo ed è normale che tutti pensiamo di potersela fare, io per primo, però sinceramente è una lotta all'ultimo secondo. Speriamo bene, mister, un abbraccio da Cosenza. Antonio, volevi dire qualcosa al mister? Non so, l'avevi sentito, mi sa che non avevi vista partita buona. Che partita hai vista, Antonio?
Ma io devo dire che... Stiamo scherzando, mister, per carità. La cosa bella del calcio è perché tutti possono esprimere il pensiero, no? Ognuno poi... No, ma io non ho dato torto a chi ha visto questo tipo di partita, perché ripeto, chiunque ha guardato la partita ha visto un primo tempo dove il Teramo ha dominato, però c'è... ma lui questo ha detto, mister. No, però aspetti, perché dominare, non tirare mai in porta, sono due cose che non mi coincidono. A me, io che ho fatto fuori calcio, non coincidono. Cioè, per me dominare vuol dire tirare in porta. Se io non tiro in porta non ho dominato. Per qualcun altro la pensiamo diversa. Dunque il calcio perché è bello, perché siamo milioni di persone e non ce ne sono due che la pensano alla stessa maniera. È dunque bellissimo il calcio. È così, mister, hai detto bene. Guarda, mister, ti faccio... Allora, Antonio, se vuoi salutare il mister, poi così ti lasciamo, prego. Sì, sottolineando poi comunque la prestazione dei millennial, come diceva prima il mister, Pomov, la ragione, insomma, un'altra sorpresa molto bella delle partite di ieri. Sì. Dicevi, mister? No, dico Spina, perché ha fatto sia il tiro che ha procurato il rigore, che il gol del 2-1 è un 2000, ragazzo che io ho appena conosciuto, perché sono arrivato che era infortunato e dentro da 10 giorni. Secondo me è un ragazzo molto interessante e anche ieri sinceramente per la prima volta ha giocato con me. Senti mister, io avevo fatto il nome in campagna elettorale, no? Si chiama così, in campagna acquisti, avevo fatto il nome anche prima, c'è stato ospite in diretta con noi Gigi Condò, no? Il vostro direttore sportivo, sì. E avevo chiesto di Plescia, no? Di questo ragazzo che secondo me è un giocatore che a Cosenza secondo me poteva fare tantissimo. Il presidente Caffo diceva, se mi chiamano ci mettiamo d'accordo, le vediamo. Come lo vedi Plescia, che giocatore è secondo te, mister? È di prospettiva o no? Beh, ci mancherebbe, il 98 finora non ha fatto tantissimi gol, dove è stato, perché fa un lavoro sporco, un lavoro da punta importante, prima punta, fisica, sì. Aiuta moltissimo la squadra. Quest'anno oltre a questo, in un'annata molto difficile per la Vibonese, ha fatto già 11 gol e dunque penso che il biglietto da visita sia di altissimo profilo, come penso il suo futuro, e soprattutto al di là che deve migliorare come tutti i calciatori, è giovane, ma soprattutto per lo spirito che ha questo ragazzo, che si meriterebbe secondo me da subito qualcosa veramente di importante. Io l'ho visto... Prima però ci deve dare una mano a salvarci. Hai fatto bene a sottolinearlo. Comunque speriamo adesso bene, mister, per questo prosieguo. Per il momento facciamo gli auguri di una santa Pasqua. Grazie mille anche a voi, tanti auguri. E un al lupo, mister. La prossima la facciamo da vivo. Quando ci liberano un al lupo da vivo facciamo. Va bene? Assolutamente. Buona serata a tutti, grazie. Grazie a te, mister. Buona serata. Grazie. Antonio, la prossima volta che vai allo stadio, partite, portati un po'. Allora, chiudiamo l'audio della telefonata perché sennò... Anto, insomma, hai visto male. Ma io ho capito quello che vuoi dire. Il secondo tempo meglio, il primo tempo così, vabbè. Però il mister, hai visto, questa non è tirata in porta, ma è vero, perché pure il calcio è così. Vabbè, però c'è da dire una cosa. Dominare... Lui lo ha sottolineato, io l'ho letto anche stamattina sui quotidiani. La Vibonese era informazione fortemente rimaneggiata, quindi l'avrà studiata così. Poi il Teramo comunque è una squadra molto quadrata. È anche vero una cosa, che al di là della Ternana, che è stata l'ammazza campionato, le altre non è che abbiano dato... C'è la il Catanzaro stesso che sta facendo... Sì, però se vedi, non sono squadre che hanno, a parte la Ternana che le sta vincendo tutte, hanno una serie di vittorie, cioè molte volte cadono anche, per esempio il Bari è caduto con squadre anche lo stesso Catanzaro era partito male, poi si è ripreso. Di più, diciamo, questi hanno speso Avellino, Bari... Probabilmente il primo tempo la Vibonese si è dovuta anche mettere in gambo e cercare di riorganizzarsi. Da questo punto di vista, allora salutiamo Antonio, grazie, stasera ti ho anticipato, se no poi non ti chiamo mai, ti faccio all'ultimo minuto. Sei l'uomo della zona Cesarini, vabbè, questa sera sei andato, però ti basta telecamera, mettila più sotto sta camera del computer, perché ti vedo con la testa tagliata, ti vedo più aria, c'è troppo aria. Dal telefono, sì. Sì, dal telefono, doveva passare un po' il telefonino. Comunque, pazienza, grazie sempre. Senti, a proposito del Catanzaro invece, che mi dici del Catanzaro? No, il Catanzaro è un pareggio importante per come si era messa la partita, perché in inferiorità numerica per quasi un'ora di gioco
e in più era andato in svantaggio. Poi ha avuto la prontezza, la forza anche psicologica di trovare subito il pari. Nella ripresa non ha mollato, ecco, ha cercato anche di provare a portare a casa la vittoria. Non ce l'ha fatta perché insomma è stata una partita abbastanza difficile. Villa, il vice di Calabro che non c'era per squalifica, ha parlato di 2 punti persi e non uno guadagnato. Probabilmente, se si va a vedere la partita, è un punto che, per come si era messa appunto in inferiorità numerica per quasi un'ora di gioco, può andare bene. Perde la terza posizione perché rimane a -1 dal Bari, però rimangono ancora 5 giornate. La prossima gioca contro il Bisceglie, quindi serviranno a tutti i costi i 3 punti per sicuramente rinsaldare ulteriormente il 4º posto e chissà provare questa rincorsa alla terza posizione. Speriamo bene anche per il Catanzaro. Un abbraccio, grazie, alla prossima Antonio, e buona Pasqua anche a te. Ciao buona Antonio. Buona Pasqua a te e ai tuoi ospiti, grazie. E anche alla redazione di Calabria 7. Grazie Antonio Battaglia. Da qui a poco dovremmo avere 2 big del Cosenza, no? Li mettiamo insieme se riusciamo. Però Pino, ti vedo giù, che c'è? No, stavo pensando. Che stavi pensando? Stavo pensando a questo campionato di Serie C, dove ormai settimana prossima la Ternana sarà matematicamente in Serie B, quindi sapremo già la prima avversaria dell'anno prossimo. Sempre che riuscisse. Facendo il segno c'è un amico che Io sono più che convinto che la salvezza la conquistiamo sicuramente. Questo signore che è Antonio da Senigallia, che scrive da 1905, me lo ricordo, da quando era a Radio Sound e facevamo diretta a stadio. Antonio da Senigallia ci segue con grande affetto, lo salutiamo, e scrive, ecco qua. No, questa è buonasera a tutti. Una domanda a Pino Citrigno, che saluto. Perché non lancia lui la ricerca di una cordata di salsicce, possibilmente stagionate, che possa rilevare Cosenza o dare supporto economico a Guarash? Antonio da Senigallia, che vogliamo dire? Impegnati. Allora, ripeto, probabilmente Antonio non ha ascoltato l'inizio della trasmissione. Allora, il discorso di acquisto o di chiedere di entrare nella società del Cosenza Calcio deve partire con basi solide e con discorsi seri, perché sennò facciamo sempre la solita, come dicevi tu, la solita cordata che poi si infrange alla primo maiale. Esatto. Allora, il discorso è questo: innanzitutto dobbiamo capire se il presidente Guarascio ha il desiderio, la voglia e l'apertura mentale di cedere o di allargare la base societaria. Lui parla spesso di sponsor più che di cedere alla società. Perciò sto dicendo, così concludiamo anche questo discorso dal punto di vista molto tecnico. Se il presidente Guarascio si sente tranquillo economicamente, si sente forte economicamente e giustamente lui dice che vuole la ricerca di sponsor, o dice posso avere dei soci fermo restando che però io conservo la maggioranza assoluta, vuol dire sotto traccia che lui non ha bisogno di nuove forze in società, perché comunque lui è tranquillo che economicamente riesce a sostenere la squadra. Perché nessuno metterà dei soldi per avere una quota di minoranza e quindi non avere la possibilità di decidere la situazione. Poi più tardi abbiamo Exergia, che poi ne parliamo da qui a poco, sulla super bonus 110%, insomma veramente per ristrutturazione delle vostre case. Però adesso mi dicono dalla regia che abbiamo 2 mitici calciatori del Cos'è, chi se li dimentica questi? Vabbè, uno Albertino Urbani, che insieme a noi ormai lo troviamo. Ciao Alberto, pensa un po'. Ciao a tutti, ciao Presidente. Buonasera. Ciao Albertino. Alberti, anche lui è in Campania, stiamo parlando del numero 5, lo stopper una volta c'era lo stopper, no? Non mi dire che c'è Ugo, se no vado via. Don Ugo. Don Ugo napolitano, Don Ugo che è più bello. Lui è forestiero. Ma come forestiero? Ah, lui è lo so, però è a capo. Udine. Ho capito, ma lui è a capo dei terreni da tanti anni. Tu non so. È di Udine. Ti voglio bene Ugo, ti voglio bene. Riusciamo dalla regia, mi fate vedere una foto di Ugo Napolitano? L'ho vista prima, una mezza foto di Ugo quando eri in campo, vediamo, lui non ci vede che è a Napoli adesso.
Adesso te la faccio, no, tu non la vedi che sei a Napoli, però insomma se andavi... Noi ci siamo fatti vecchi. No, ce n'è una che è bellissima, vediamo se riusciamo, non so se riusciamo... Vabbè, non riusciamo a vedere, vabbè. Allora, Albè, chiedi qualcosa a Napoletano, vedi che vuoi dire ad Ugo, cosa vuoi chiedere? A Ugo che devo dire? Ugo siamo troppo amici, ci sentiamo sempre, abbiamo anche il gruppo WhatsApp, io, lui, Gigi De Rosa, Michele e con Ciro Muro. Devo dire che Ugo è un ragazzo veramente, veramente bravo, un ragazzo di cuore. Albertino è un ex ragazzo. Un ex ragazzo, no? Questi ragazzi che dire? Ex calciatore. Meglio un ex con X, lo dico sempre io. Albè, meglio un ex con X, perché uno dice un X, un ex. Allora, Ugo, le belle parole di Alberto. Anche se devo dire una cosa, che se rivedi Ugo Napoletano anche adesso in campo già ti fa paura. Testimone oculare. Già ti fa paura. Maria, testimone oculare. Abbiamo avuto la fortuna di affrontarlo al torneo amatoriale qualche annetto fa e ancora giocava. Ancora fa paura. Fortuna non so se è fortuna. No, fortuna perché io giocavo esterno basso. Non erano pivot, capito? Invece Ugo è no pivot, è uno che... Vabbè, scherza. Ugo, allora, due battute innanzitutto sul Cosenza. Che vogliamo dire ai tifosi? Perché, sai, sono preoccupati, non si vince. L'allenatore, insomma, sta cercando di preparare questa partita di Ascoli, che secondo me diventa a questo punto importante, no? Come tutte le partite sono importanti. Sicuramente non bisogna perdere, ma bisogna portare a casa, secondo me, un risultato pieno, però l'importante è anche non perderci, da dire anche questo, perché poi il campionato ancora è lungo. Però ti lascio a te il microfono, poi sentiamo anche Alberto. Prego, Ugo. Ma guarda, bisogna essere ottimisti fino alla fine, a parte che il Cosenza è abituato a queste classifiche. L'anno scorso ha stupito a tutti, credo che non ha fatto nemmeno lo spareggio, si è salvata. Sì. Mancano ancora 8-9 partite, c'è tutta la possibilità di non uscirne fuori allo scontro diretto venerdì con l'Ascoli, e tutto può succedere. Io credo che ha la possibilità di farcela, perché Roberto a parte che è un cosentino, conosce bene l'ambiente e sa come comportarsi con i giocatori. Credo che lui è un ragazzo che parla poco e cercherà di dare solo tranquillità nello spogliatoio, così ne possono uscire bene. Alberto, che ne pensi tu? Che vogliamo dire? Stiamo parlando da più tempo di questo discorso del mister, insomma, che non stiamo vincendo, siamo lì, la classifica è deficitaria, però come ha detto Ugo, secondo me bisogna andarci piano e cercare di stare tutti, diciamo, uniti in questo momento difficile, o no? Sì, credo di sì, Fabio. Intanto la sosta è venuta al momento, secondo me, giusto, perché fai una bella settimana di lavoro dove vai a ritrovare condizione fisica, sì, e lavori bene, serenamente, anche sui particolari tecnici tattici, quindi non pensando alla gara, e ti ricarichi anche mentalmente. Questa è una settimana dove dobbiamo stare vicini un po' tutti alla squadra, dobbiamo mettere un po' in disparte tutte le eventuali polemiche, cercando di dare loro tranquillità, perché ne hanno veramente bisogno per poter affrontare l'Ascoli nel migliore dei modi possibile. Io dico che noi tifosi, televisione, stampa scritta, il dopogara è normale, siamo arrabbiati, è giusto fare delle critiche, però sappiamo che quando si arriva vicino alla gara siamo sempre tutti uniti e siamo sempre pronti a dare una mano a questa squadra. Questi l'avete fatto adesso, l'avete fatto quando giocavamo noi, e sapevamo che c'era sempre la presenza del tifoso, sempre la presenza del giornalista, sempre a darci una mano, e questo almeno i calciatori del Cosenza non potranno mai scordarsi e non potranno mai lamentarsi. E quindi arriva l'Ascoli, una squadra che dobbiamo battere per allontanare intanto l'Ascoli, lasciare 3 squadre sotto di noi, trovare quella tranquillità per affrontare la partita successiva nel miglior dei modi. Pensiamo prima all'Ascoli, non diciamo abbiamo 2 partite in casa, dobbiamo fare un passo alla volta, c'è ancora una settimana di tempo per pensare a questa gara. Sono convinto che hanno fatto un grande lavoro, sono convinto che siamo più bravi dell'Ascoli,
però devono venire queste vittorie, perché se non fai una vittoria e poi non cerchi di valorizzarli e dargli importanza con un'altra vittoria, è normale, sei sempre lì. Io credo che questa squadra possa e si deve salvare. Ugo, allora, pare che abbiamo preso un'immagine del 1905 quando giocavi, non so, Rinata. No, Fabio, ma ti posso fare io una domanda? Sì, eccolo qua, Ugo Napolitano, eccolo qua. Adesso sei in onda, vedi? Non so che c'era la Certosa, pensa una Certosa, guarda Ugo, c'era anche il logo che c'ha Pino Citrigno custodito al cinema, questo è il logo del 1904 che non lo dà a nessuno. Io sono stato sempre uno che ti rompe le scatole. Io volevo dire una cosa, quando mi hanno chiamato hanno detto la trasmissione a lupo. Ah, perché ancora c'è a lupo? Come si chiama? A lupo, su 28 anni, stiamo invecchiando insieme, capito? 28 anni. Quanti anni sono? Sono quasi 29, il prossimo 29, 30. Ho superato il processo di Biscari. Sono andato in pensione, sono diventato nonno ancora a lupo. Monopolio assoluto. Già no, non lo sapevo che dire, nonno. Sì. E come si chiama Ugo? Come si chiama? C'è Ugo, Lorenzo e Davide. Lorenzo, ma Ugo niente. No, sì, con l'H. Io sono avanti, non c'è problema. Qua avanti, che c'è? Mica si di Belluno, di Trieste o di Udine, come dice, che non si usa. Qua da noi sto sud nasce un figlio e che diamo? Vabbè che ha fatto Ugo, era proprio Ugo, e che diamo? Ugo Napolitano. No, questo ti dovevano. Vabbè, comunque dai, Lorenzo. 20 giorni giù e non mi potevi invitare prima. Vabbè, dai, non lo sapevo, io che ne so, tu vai su. Anche perché adesso sei a Napoli, con la Frattese, a Frattamaggiore, se non mi sbaglio. Sì, con Ciro Muro, però soltanto siamo fermi. Con Ciro Muro, Ciro Muro, un altro giocatore di grande qualità, anche Ciro. Perché no? Invece Alberto è fermo anche ai box, sta aspettando una squadra, speriamo che arrivi. Perché poi come. Ora va a mare. No, aspetta un attimo, Alberto, facciamo questa premessa. Va a mare ora. No, aspetta, Pino Citrigno, dovete sapere, oltre al suo passato, quello senza calcio che è diventato. Adesso poi ha avuto un passato nella Film Commission, è stato presidente della Film Commission Calabria, sostituito perché lui ha fatto bene, siccome poi se fai bene purtroppo ti sostituiscono, lui ha fatto bene e quindi hanno chiamato a Minoli quest'anno, l'anno scorso. E questo voglio dire, Alberto ha fatto bene, ha vinto e poi te ne manda, è possibile, è così, allora è proprio una legge così di vita, cioè uno se fai bene poi ti buttano a mano. Allora bisogna fare male, ma poi del resto è vero, se noi siamo gli ultimi in Calabria un motivo c'è, no? Sento qualcuno dice, sai che Gratteri va via dalla Calabria, ma secondo me dalla Calabria non è che deve andare via Gratteri, devono andare via questi politici che hanno gestito 40 anni sta Calabria, cioè che va via Gratteri, non è che, vabbè, insomma, però purtroppo abbiamo questa regione ultima in tutto, abbiamo i luminari nel calcio, nel film, nei cinema, negli ospedali, perché poi sto nord l'ha fatto il sud, tutto sommato, però questo è per dirti che se fai bene poi molte volte non è detto che ti riconfermano, e Alberto è uno di questi, ha fatto bene, però adesso è fermo, e ad Alberto sappi che Alberti, noi portiamo a lupo porta bene, noi abbiamo preso la pirossigeno, adesso sono in Serie A2, sono ai playoff. Alberto, io sono sicuro che il prossimo anno avrai una squadra o di C o di D, vai tranquillo. E poi vedi, tu ormai stai a fratta con Ciro Muro, c'è la pubblicità, vai pure tu. Allora ragazzi, vi fermate un attimo, questa sera siamo tutti un fratello. Ho capito, c'è la pubblicità, Ugo. Allora se mi dai la linea alla regia per la pubblicità mi fai cosa gradita, vai, prego, vai Ugo, vai. E però non chiudi. Bravo, allora linea alla regia, pubblicità, l'ha detta proprio perfetto, bravo Ugo. Siamo in onda. Bravo vai, Ugo. Fabio. No, vai tu Ugo. Dove andare? Sei riuscito proprio a pigliare il tempo giusto per andare in onda. Dove deve andare? Siamo in onda, hai detto bene, siamo in onda. Sono le 22:06, Ugo Napolitano, lo vedete qui nella foto, ex difensore del Cosenza Calcio, e Alberto Urban in collegamento, Pino Citrigno dallo studio di Cosenza insieme a Gianmaria Molinaro. Allora, però una cosa così a microfoni spenti, dicevamo anche con Pino e Gianmaria e con Alberto, che è vero Ugo, hai detto una cosa, questi ex giocatori, questi giocatori di una volta. Non posso dire apertamente. Sì, siete veri.
Dimmi. Allora, io li sento a tutti, Simoni, Galeazzi, tutti. Sì. Amano il Cosenza, lo adoriamo, il Cosenza, i tifosi. Questi li amano, capito? È vero, infatti siete rimasti legati, Gigi ha detto prima, e tutti gli Cicciomari, siete tutti rimasti legati a questi colori rosso-blu. Si parla sempre del Cosenza. Vedi Guarda che bella cosa. Cosenza è una storia, sono usciti grandi giocatori, grandi allenatori. Lo sappiamo. Lo sappiamo. Parecchi forse non lo sanno. E come non lo sanno tutti, insomma, penso che ci sta, no, dico tacitamente, diciamo indirettamente ci sta dicendo l'indimenticato Ugo Napolitano che ci vorrebbe magari più senso di appartenenza negli attuali calciatori per raggiungere il risultato che ragazzi, loro hanno fatto una partita a Salerno, la ricordo, o meglio, l'ho rivista poi nei vari video. Sono scesi con l'elmetto in campo a Salerno, cioè, ricordo proprio lo stesso Alberto Urban che prese calci a Iosa durante la partita, ma si vedeva che lì loro combattevano per una causa, cosa che purtroppo non vediamo con continuità nel Cosenza attuale. Guarda, io l'ho detto la settimana scorsa che non vedo questa determinazione, cioè, molte partite devono capirlo, adesso siamo alle porte di questa partita importante. Però è cambiato anche il modo di giocare. Ho capito, però avere un impegno, diciamo, quando ti mangi l'erba giù campo, te ne accorgi che tu stai lottando, è una partita importante. Ma non è facile giocare pure senza pubblico. Quella è un'altra cosa. Sensato. Posso concludere giusto questo ragionamento? Prego. Credo che, riallacciandoci proprio al discorso proprietà, società, questo senso di appartenenza magari te lo può dare anche un contratto a lunga durata, no? Cioè giocare con 6 mesi di contratto non ti dà magari quegli stimoli in più per sentirti legato alla città con cui Alberto, questo può essere un motivo, oppure secondo te è proprio il calciatore quello che poi scende in campo e la motivazione che cambia per la classifica, mantenere una categoria? Ecco, perché tu già sai, venerdì è una partita importantissima, oggi questi giochi si mangiano l'erba nel campo, come diceva Padre Fedele, poi ti mangiano l'erba giù campo, oppure qualcuno diceva ci devo stare veramente sopra il pezzo, o no? Questo è un motivo secondo te, Alberto, o no? Ma allora, che il calciatore vada in campo e cerca di dare tutto, questo è sicuro anche oggi. Sono cambiati un po' i tempi, noi eravamo più legati alla società, ai colori, alla città rispetto adesso. Questo è vero. Noi poi si giocava veramente per il gruppo, non per noi stessi. Adesso vedi, i giocatori non fanno una partita, arriva il procuratore, si lamenta con l'allenatore, con la società, vogliono andare via. È cambiato un po' tutto, è venuto un calcio anche per particolare che non è neanche colpa più dei calciatori, può essere colpa un po' del sistema, però noi amavamo proprio e cercavamo, e l'ho già detto una volta, di dare soddisfazione ai tifosi e alla società, non giocavamo per noi stessi, giocavamo per loro, e questo credo sia una cosa fondamentale per rendere più del 100%. Questo non significa che questi non danno l'anima in campo, perché comunque devono dare tutto il possibile, perché comunque o devono essere riconfermati oppure devono giocare bene comunque per andare con un'altra società. Dunque, che loro non si impegnino non è vero, che loro non diano tutto non è vero. Però, Alberto, però forse Gianmaria non intendevo dire che non danno un'appartenenza ti fa rendere di più, questo è vero. Ecco, questo intendevo dire. Alberto, in effetti quello che dice Gianmaria non è, cioè, c'è qualcosa di vero sotto, perché il tifoso lo vede dagli spalti. Io li ho vissuti 2 anni negli spogliatoi, sono stati 2 anni anche fantastici, sono state due promozioni consecutive importanti. Ricordo anche Nicola Napolitano, il figlio di Ugo, con cui conquistammo la promozione dalla D alla C2. Però Gianmaria dice una cosa: il calciatore, soprattutto quando arriva in una società, in una squadra dove ci sono delle ambizioni, però è un ragazzo. Io ho vissuto quei 2 anni e c'erano anche dei giocatori che anche psicologicamente tu li dovevi tranquillizzare, gli dovevi dare una carica, perché poi
io uso una battuta, però prendetela come battuta, cioè il calciatore è una persona anche che è anche psicopatica, cioè se tu gli fai vedere, gli fai capire che c'è della negatività, che non c'è un progetto, non c'è un'ambizione, tu un po' psicologicamente lo perdi. Poi io sono d'accordo con te, io lo dicevo anche l'anno scorso, quando a Cosenza molti dicevano che la squadra non si sarebbe mai salvata, che i giocatori non entravano in campo per vincere. Io non ho mai visto un calciatore che non è entrato in campo per vincere, però devi anche risvegliarlo psicologicamente, perché se lo perdi psicologicamente, se ti deve dare il 100% ti dai il 90%, ti dà l'80%, anche, e tu Alberto, Ugo, mi insegnate, anche il ruolo del capitano, del giocatore trascinatore che entra nello spogliatoio magari a fine primo tempo dopo una brutta prestazione e striglia i più giovani, voglio dire, è importante. Allora forse questo non è che manchi nella società, nel Cosenza, però forse è un po' più debole. Avevamo Marulla, c'era Gigi, avevamo Marulla. L'ho capito, Marulla era grande capitano, grande uomo, tutto, è grande giocatore, vaccinatore, tutto. Avevamo un grande capitano, è difficile trovarlo uno come lui. Senti, c'è un signore che mi scrive da più tempo, nessuno la fa sta domanda, signor Del Porto, potete chiedere come la vedete, Tremolata lo vuole far giocare punta, è bravo nel dribbling, il suo tiro in porta, cosa ne pensate? Non lo so. Come lo vedete? Tremolata punta, non lo so. Mezza punta sicuro. Altri mi chiedono di Trotta, che lo vogliono più centrale, insomma, non è facile. Non posso esprimere perché non li conosco. Non ricordo, Ugo è tagliato fuori, prego. Ugo ormai si occupa della Serie D, eccellenza, che siete fermi, terza categoria, bravo. Alberto, che vogliamo dire? Come lo vedi Tremolata un po' più avanti? No, assolutamente, Tremolata può giocare dietro la punta, ci mancherebbe, puoi fare un 3-4-2-1, però sempre dietro la punta, di punte abbiamo Gliozzi, abbiamo Trotta, insomma Bacoku, abbiamo un po' tutto lì davanti, dobbiamo solo trovare, voglio dire, che si sblocchi qualcuno, anche se andavo a vedere un po' quando si dice bisogna avere una punta a doppie cifre per salvarsi, ma se vedete sotto tutte le 7-8 squadre che sono sotto, e per dirti il Pordenone c'ha 34 punti, la punta che ha segnato di più ha fatto 5 gol, Giuria, Ciofani con la Cremonese ne ha fatti 9, voglio dire Mazzocchi con la Regina ne ha fatti 7, il capocannoniere della Regina, dunque secondo me non è tanto importante che segni la punta, ma che segnino un po' tutti, perché il pallone oggi è così, a doppia cifra in questo campionato ci sono pochi, e quelli che hanno segnato un po' di più come Coda, Mancosu e Forte giocano con squadre di alta classifica, dunque voglio dire anche il fatto non abbiamo la punta a doppio cifre, guarda che abbiamo avuto la fortuna che questo Glio si sta andando veramente bene e ha fatto 7 gol, poteva fare di più, dunque voglio dire se gli dà una mano, se gli danno una mano anche gli altri, voglio dire che lo stesso Carretta ha fatto 4 gol, certo è ancora pochino per una punta, una seconda punta. Invece Alberto ci chiedono anche una domanda a te, ad Urban e a Ugo, secondo loro perché Trotta non gioca al centro dell'area e parte sempre alto, poi forse vogliono Trotta al centro dell'area, però non lo so, poi Trotta forse non è, come lo vedete? Secondo me Trotta non è entrato ancora bene in condizione e questo è un peccato, e questo è anche una colpa probabilmente sua, perché dopo un paio di mesi che è arrivato bisogna trovare la condizione, e il fatto che non lo sta utilizzando è perché comunque non lo vede in condizione, magari vede medio Carretta, vede Gliozzi e non c'è dubbio, dunque anche questi che dovevano dare qualcosina in più in questo momento magari non stanno rendendo, e speriamo che Trotta nelle ultime 5-6 partite possa fare quei gol che aiutino a portarci alla salvezza, perché abbiamo bisogno anche dei suoi gol, l'abbiamo preso per questo, no? Ugo, secondo te come lo vedi Trotta? Come ha detto Alberto, te l'ho detto prima, non è che li conosco, non posso dire niente. Ma non avete nemmeno una partita del Cosenza, che diamine? E come faccio a vederla?
televisione, da zona, sì, da zona. Da zona, no? Capito? Come fare a vedere? Cioè, apro un frigorifero la vedo, un frigorifero non la vede. No, non vedo né da zona. No, guarda, da zona, è un'app che la puoi vedere sul telefonino. Vedi che non vedo nemmeno. Ma pare che stai, ma non è che stai in Congo. No, non vedo nemmeno in Napoli, non riesco a vedere le partite senza pubblico. Tu proprio odi il pubblico, va bene, odi le partite senza pubblico. Senti Ugo, vabbè, comunque scherzi a parte, noi ti abbracciamo, se vuoi salutare gli amici di Cosenza lo puoi fare, quindi così ti lasciamo ieri. E ti facciamo gli auguri per Pasqua, vedi, a te, i nipotini, tutti quanti, la famiglia. Ti devo fare pure a te gli auguri. Come? Devo fare pure a te gli auguri. No, vabbè, che bello, si può fare? No, ai tifosi, falla ai tifosi. Adesso c'è la foto tua in onda in questo, ma perché noi poi ci rifacciamo, voglio dire, se tu vuoi salutare il popolo rosso-blu, lo puoi fare perché sono tutti, adesso c'è il lockdown, zona rossa, la Calabria, su tutta la casa va andare la televisione, quindi fuori non possono uscire, per forza lupo al lupo se ne, adesso sono tutti a casa. Ma tu non sai parlare però, E vai, te lo sto dicendo, vai, prego. Ma a 3 ore mi dice vai. Vai. Faccio tanti auguri di buona Pasqua a tutti i tifosi con il cuore, forza sempre Cosenza. E mi raccomando, ce la facciamo pure quest'anno. Oh, ok, sei stato un grande. O no, però? Sei stato un grande, ok, ma secondo me ti ha scritto queste 4 cose che avevi di. Che dia, pare che le hai lette, va. A me vengono dal cuore, ricorda. Un abbraccio, Alberto, se vuoi salutare Ugo lo puoi fare. Ciao. Auguri. Un abbraccio da Cosenza a Gigi De Rosa, mandagli la culla. A Gigi lo salutiamo pure. No, la culla gli deve mandare. La culla? Perché? La culla. E lui dorme nella culla. Gigi nella culletta, Gigi. Lui ha detto, quando andiamo fuori, dormono tutte e due nella culla. Tutte e due. Quindi risparmiava pure Pagliuso. No. Loro con la culla, ma a dove c'è il piano matrimoniale? Sì, ho capito, ma secondo me pigliamo 6 stanzette con 2 culle e quindi poi mettiamo matrimoniale. Ciao a tutti. Ciao Ugo. Ciao. Grazie, un bacio. Un abbraccio, ciao, ok, ciao. Auguri. Ciao, salutiamo Ugo Napolitano. Albert, che bella cosa, visto? Albert, dice la verità. È un personaggio Ugo. Comunque siamo sotto Pasqua, io approfitto per farti gli auguri Alberto di una Santa Pasqua a te in famiglia, se vuoi approfittare puoi salutare anche i tifosi cosentini e calabresi che ti seguono, perché poi hai visto ti chiamano da Catanzaro, ti vogliono bene dappertutto, quindi penso che un giocatore quando è amato e considerato sono le cose più belle, a prescindere adesso se ritorni ad allenare o meno, io mi auguro che il prossimo anno ritorni ad allenare. Non ha importanza. La cosa, no vabbè, è importante. Stare bene, dai. Quello senza dubbio Ugo, però insomma l'importante poi è Alberto, l'importante è poi ritornare anche perché il campo ti manca, parliamoci chiaro, è ovvio, uno che ha fatto una vita in mezzo al campo, stare fermo un pochettino, però io ti dico, ti faccio da questa trasmissione, ti dico che il prossimo anno ritornerai ad allenare sicuramente. Una panchina la troverai sicuro, magari Oro Parco, magari però la troverai. Vabbè, scherzo a parte. Alberto, prego, ti lascio, mi fa ridere. Vabbè, è una cosa simpatica, no? Assolutamente. Purtroppo si è chiesto chi chiama, va là per firmare il contratto, la società poi si dimette, perché lo sentivo prima, è andato. L'avevano chiamato, stava per firmare, questa è la società, piglia e cambia gestione dopo 2 mesi. È vero Alberto, lo possiamo dire? Ma va bene tutto, dai, va bene tutto. Sei stato sfortunato, ma che diamine, però ci vuole fortuna in tutte le cose, ti faccio gli auguri. Allora ti lascio il microfono, la telecamera per dire quello che vuoi, prego. Grazie, tanti auguri anche a voi e spero veramente che il Cosenza ci faccia fare una bella Pasqua e naturalmente tantissimi auguri a tutti i tifosi del Cosenza, ma a tutta la Calabria veramente perché ce l'abbiamo nel cuore. Buona serata e alla prossima Fabio. Grazie, auguroni anche da Pino e ciao, Maria. Auguri. Un abbraccio Albertino, un abbraccio. Auguri Santa Pasqua anche a te. Bella, vedi che allora
E Alberto pure, sfortunato, ci vuole capire come te, no? Tu alla Film Commission hai fatto bene, non ti hanno confermato. È bello mio, che fai? L'importante è uscire a testa alta e con la coscienza a posto. Quello senza dubbio, perché poi è quella la cosa più importante. Certo. Ma secondo te, allora Gianmaria, come è cambiato il calcio in questi ultimi anni? A prescindere dal fatto che diceva prima è cambiato molto. È cambiato molto sia per quel che concerne proprio gli interpreti come uomini, no? Sì. Senza togliere nulla agli attuali calciatori, però era un calcio diverso. Sarà anche perché retribuito diversamente, ma io credo che sia anche cambiato dal punto di vista tecnico. Si prediligono più calciatori fisici rispetto magari a quello che era un tempo, no? Certo. Quando vanno a fare scouting gli attuali direttori sportivi, le strutture sotto di loro vanno più a cercare fisicità piuttosto che appunto calciatori brevilinei, no? E questo secondo me va a discapito proprio della qualità del gioco. Allora vi do un'informazione su Exergia. Exergia praticamente che vi dà la possibilità di ristrutturare la vostra casa a costo zero, quindi praticamente per voi Exergia costo zero in via Isonzo a Cosenza, quindi per ulteriori informazioni telefonate 0984 44 5881, il super bonus naturalmente al 110%, quindi una informazione importante per chi deve ristrutturare naturalmente la casa a costo zero, quindi in tutta Italia, quindi operano in tutta Italia, quindi per voi Exergia in via Isonzo a Cosenza. Allora ritorniamo, c'è una telefonata, mi dicono dalla regia, chi abbiamo? Pronto? Massimo, Fabio. Buonasera Massimo, prego. Auguri per Pasqua. Auguri per Pasqua anche al Presidente Citrigni e a tutti quanti, sperando che vinciamo queste partite per riprenderci da questa situazione di classifica deficitaria che siamo relegati nei bassi fondi. E poi l'auguro sempre da parte alla società per il mio ritorno al Cosenza come magazziniere, un invito al Presidente, di nuovo Presidente Guarasci. Sì. Ecco, l'auguro di buona Pasqua che posso riprendere il mio posto che mi spetta. Per il momento ci sono posti in piedi. No, Fabio, non c'è niente da scherzare, non c'è posto in piedi, ci deve essere il mio posto da magazziniere di nuovo nel Cosenza, non c'è posto in piedi. Ci deve un essere abbraccio. Come fa? Sì, lo so, un invito da parte della società. Il Presidente si metta a cuore la mia situazione e prenda. Non è che se c'è la possibilità, Pino Citrigno si è fatto anche avanti. Il Presidente Citrigno lo ringrazio per avermi dato sempre una mano, perché per la sua espansività e la sua bontà, sperando che. Ma io lo dico nel senso buono, in Calabria purtroppo abbiamo solo posti in piedi, perché questo sta dicendo. Come noi avevamo questi posti una volta, questa Calabria è l'ultima, Massimi, è una situazione difficilissima. Quando io ho detto che invece di andare via trattenersi nei vii politici dalla Calabria, e questo volevo far capire alla gente, capito? E siccome noi da 40 anni ci puniamo da soli, e questi siamo gli ultimi, c'è un motivo, no? Siamo gli ultimi in tutto. Fabio, l'invito c'è sempre vabbè, tu fallo, da parte mia, che va per la società di Via degli Stati, poi il Presidente deve prendere atto. Vuoi dire qualcosa, prego, a Massimino? Massimo io lo capisco e comprendo il suo stato d'animo. Lui, ripeto, era ed è disposto a qualunque sacrificio pur di poter essere al servizio della squadra. Vabbè. Però io, ripeto, più di fare di ripetere, di ribadire il mio impegno, però dipende tutto dal Presidente Guarasci, più di questo non possiamo fare. Il Presidente Citrigno, spero che il Presidente abbia recepito questa cosa del Presidente Citrigno e ne prende atto, e speriamo che ci sia buone notizie per quanto riguarda dopo Pasqua. Grazie Massimino, un abbraccio, auguroni anche a te, un abbraccio grande. Grazie. Grazie. Allora, per Gianmaria Molinaro, uomo di calcio, intenditore, cuore immenso rossoblu, Tiri da B, non ti meritano, con grande affetto Domenico, ti saluta. Il grande Domenico, un abbraccio. Ci sono tanti messaggi, purtroppo non riesco a leggerli tutti, qualcuno dice ma Trotto se non gioca come fanno a vederlo, non lo vedono, quindi gioca anche su ma mi auguro che adesso, poi a prescindere di chi gioca, chi non gioca, mi auguro che questa partita con l'Ascoli riusciamo a fare i 3 punti. Comunque l'importante è un perdere, dice sì, ma poi un perdi che poi fammi vincere, mi vince, è bello mio. No, perché scongiureresti così quasi definitivamente l'importante è vincere, lo so,
Però, non perderlo sicuramente, però io credo che l'atteggiamento era quello che dici tu, naturalmente devono scendere in campo, mi auguro che la stanno preparando bene la partita, questo è l'augurio che facciamo a Roberto e ai ragazzi, insomma, come ha detto anche Ugo prima, lo scorso anno Alberto, ci sono riusciti, speriamo, ecco, questa pausa è venuta in un momento, diciamo, però guarda, il discorso... siamo in chiusura, Pino, voglio spezzare una lancia a favore di Roberto Chiuzzi, non penso che Roberto è impazzito, cioè, 6 mesi fa è stato uno genio e mo è impazzito. Probabilmente dobbiamo ammetterlo, perché è inutile perché poi io capisco sempre il tifoso del Cosenza che 2 vittorie e siamo da playoff. Posso fare proprio una cosa su però voglio dire, io sono convinto che la squadra di quest'anno è più debole di quella dell'anno scorso. Ragazzi, c'è il TG Tennis. Più coraggio in Roberto Chiuzzi, riprendere in mano la situazione perché è in grado di farlo. Ci sono le informazioni, le ultime informazioni, quindi vi portiamo proprio belli pronti alle ultime informazioni che ci sono del TG10. Ringrazio Pino G, auguri, buona Pasqua Pino. Buona Pasqua a tutti. Maria, grazie a te, Molinaro, grazie. Buona Pasqua a tutti. Un saluto anche a Mario che mi segue stasera, Mario Molinaro, un saluto, un braccio anche a Mario. Ti saluti, infatti ho letto un messaggio. E in modo particolare una buona Pasqua, una Santa Pasqua a tutti voi che seguite in Calabria, in Sicilia, dappertutto. E come diceva Alberto, cerchiamo di stare bene, che la cosa più importante è la salute, quello senza dubbio, e mi auguro che qualche posto di lavoro con questo dopo lockdown arrivi. Grazie, da Fabio Di Polito è tutto, la linea al nostro Giuseppe Costanzo, alla regia centrale per le ultime informazioni del TG10. Alla prossima, ciao e in bocca al lupo ai lupi per venerdì. Ciao a tutti.